Cronoscalata da Nievole ad Avaglio, riservata alle categorie amatoriali, organizzata dal gruppo sportivo Ciclamatori Buggiano, dall'associazione culturale Paese di Avaglio, con la collaborazione della Lega Ciclismo Wisp di Pistoia. La prova valida come quinto memorial Franco Ballerini, quinta prova Coppa Toscana di cronoscalata. In collaborazione con il ristorante di Sonia e Ciclamatori Buggiano, con il patrocinio del comune di Pistoia e del comune di Marliana. Da ricordare la partecipazione della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e della Nicolai e Giovannelli SRL Autofficina Multimarches. Ci troviamo con le immagini nel ritrovo di partenza, dove i tanti partecipanti sono stati davvero tanti, coloro che hanno preso il via si sono ritrovati per poi andare a contendersi la vittoria in questa cronoscalata, una cronoscalata che vedrà gli atleti impegnati all'incirca per 21-22 minuti, quindi un impegno anche abbastanza lungo nel tempo per compiere i 7 km e 600 metri che portano gli atleti dai circa 200 metri della partenza fino ai 700 metri del paese di Avaglio. Intanto, come state vedendo dalle immagini, i primi atleti che passano dal percorso con il pubblico che incita i vari passaggi. Da ricordare sicuramente il contributo della Vivimed Assistenza Tecnica Apparecchiature Odontoiatriche, la ML Masi SRL, la Artino Ponteggi, noleggio ponteggi impresa edile, Ducceschi Angela Pasticceria, la SAI Fondiaria, Cash and Carry Zona Marketing Grosso Alimentare, ed ancora la M&M Shop Online, Lazzaretti Catering SRL, GM Impianti, Cerim Estintori, d'Alessandro ad Altopascio, l'azienda Spartaco. Intanto siamo con le prime partenze, la Domac Service, la Sanzoni Tutto per il Ciclismo, Escavazioni 2000, Tutto Sport, Romoaldi, Farmacia della Nievole, Officina Giannini, Vaporizzo Antofil, Credito Val di Nievole, ed ancora Cicli Panconi, Fonte del Calore, Aschi and Friends, Oleificio Cooperativa Montalbano, Teloni e Tendaggi, Danesi Leone SRL, Idrotermica Fratelli Canigiani, Carne Nazionale di Scottona, la dispensa di Giovannelli, Capitan Gomme, la Cesal, Eredi di Toci Ugo, Luca Carta e tanti altri partner a fianco dell'organizzazione, come la Pescheria Rosellini, Autoricambi FPA, Telecomunicazioni Novacom, il Panificio Pellegrini, Valiani Autofficina, l'Emporio Bicocchi, Alfram, Biondi Otello, Termoidraulica Pellegrini, Mario Zei, Autocarrozzeria IF, Duccesi Gomme, Carrozzeria Quadrifoglio, Toscana Serramenti DMP, la Zonin, Fratelli Fasciglione, Stefano Pescini, Montalbano Industria Agroalimentare, la Moca GN e la 4 Petroli. Questi sono quindi gli sponsor a fianco della organizzazione, che vi ricordo è curata dall'Associazione Culturale del Paese di Avallo, in collaborazione con il ristorante Sonia e Ciclamatori di Buggiano, e si avvale del patrocinio della provincia di Pistoia e del comune di Marliana. Si susseguono le partenze, sono stati una cinquantina gli atleti che hanno preso il via sul percorso che misura, come vi ho detto, poco più di 7 km e che prevede la scalata verso il paese di Avaglio. Una salita che presenta pendenze importanti nell'ordine del 7-8%, con punte che arrivano a superare il 12%. Intanto, sempre numerose le partenze, noi ci muoviamo anche con la nostra motoripresa per seguire
gli atleti impegnati in questa corsa. Qui vediamo con il dorsale di gara numero 15 Mauro Perfetti della Baglini Central Chimica, impegnato nelle prime fasi di corsa in questo tratto, che è il più semplice. Infatti la partenza presenta le pendenze più semplici, poi dopo 1,5 km la strada inizierà a salire con maggiore decisione. Abbiamo visto transitare quindi Perfetti con il dorsale numero 15. Adesso un altro atleta impegnato nel tratto in salita, si tratta del dorsale 16 Carmignani. Per Perfetti il tempo di 24,07. Carmignani fa segnare un tempo più alto, che non riesce quindi a superare quello dell'atleta della Baglini Central Chimica, ma si susseguono i passaggi dei tanti atleti che hanno preso il via quest'oggi. È la volta di Matteo Nesti della Sansoni con il dorsale 17. Ottimo il suo tempo, 22 minuti e 55 secondi, per il momento è il miglior tempo. Continuiamo con Fabio Fontana, dorsale di gara numero 18. Per lui il tempo, che non riesce a battere quello di Nesti, comunque un buon tempo, 25,19, che farà segnare sul traguardo. Si continuano intanto a transitare gli atleti, la volta di Arnaldo Lepri della Ferrari Velobike, che ha il dorsale di gara numero 20, il suo tempo abbastanza alto, 25,39 per lui. Quindi per il momento resiste il miglior tempo di Matteo Nesti della Team Sansoni, mentre si susseguono ancora le varie partenze. La volta di Simone Ducceschi della Wisp Lucca con il dorsale 21, poi con il 22, attenzione, Davide Lombardi sta salendo fortissimo, l'atleta della Lenzi Bike sta pedalando molto forte in questo frangente, è accreditato di un ottimo intertempo, sta pedalando veramente con decisione, rapporto lungo, e sta facendo un'ottima velocità. Lo vedete da queste immagini, sta per raggiungere il corridore che era partito prima di lui. Quindi Lombardi potrebbe fare davvero un gran bel tempo, ed è così, perché sul traguardo Lombardi farà segnare il tempo di 20,56, quindi scalza Matteo Nesti dalla testa della corsa. È la volta adesso di Toccafondi, che passa davanti alla nostra telecamera con il dorsale 23, poi vediamo adesso Jacoponi con il 24. Si susseguono le partenze e gli arrivi, ma per il momento il tempo di Lombardi rimane il migliore. Con il dorsale 25 adesso saremo più precisi una volta che lo vedremo di spalle, ma ci sembra Mauro Cella, dorsale di gara 25. Per lui il suo tempo comunque abbastanza alto, 25,58 sul traguardo. Con il dorsale 26 invece è la volta, abbiamo già seguito quindi Cicero. Con il 27 invece Luca Bonaguidi, dorsale 27 per l'atleta del team sanginese, inquadrato in queste immagini dalla nostra telecamera in moto nella cronoscalata Nievole-Avaglio. Si susseguono intanto i vari passaggi di fronte alla nostra telecamera. La salita qui ha pendenze davvero impegnative, lo vedete da queste immagini, con gli atleti che sono spesso costretti ad alzarsi sui pedali per le pendenze, che in questo tratto sono intorno al 10%. Intanto numerosi partecipanti. Qui con il dorsale 29 vediamo inquadrato Massimiliano Modesto. Per lui sul traguardo un tempo abbastanza alto, 27,43, ben lontano per il momento dal 20,56 fatto registrare da Davide Lombardi, che fino a questo momento ha il miglior tempo in gara. Ma mancano ancora tanti atleti sul traguardo, vedremo se l'atleta della Lenzi Bike riuscirà a mantenere questo vantaggio. Adesso è la volta di Pierluigi
Bellini con il dorsale di gara numero 30. Per lui, tratto in salita verso il traguardo, farà segnare il tempo di 26,50, quindi ancora lontano dal miglior tempo fatto segnare da Davide Lombardi. Adesso attenzione, perché qui vediamo un atleta che sembra pedalare abbastanza bene. È il dorsale 32, Luca degli Innocenti. Dorsale di gara 32 per questo atleta, ma il suo tempo è ben lontano anche lui dal tempo di Lombardi, 27,21. Niente da fare neanche per l'atleta della Ramini. Altro passaggio intanto con la nostra telecamera in moto. Maglia della Cicli Puccinelli questa, si tratta di Fabrizio Stefani, con il dorsale di gara numero 33. Il suo tempo è buono, 23,47, anche se lontano dal miglior tempo di Davide Lombardi. Qui vediamo la maglia tricolore di Annalisa Frulli con il dorsale di gara numero 31, la maglia della Ramini. Intanto tratto in salita molto impegnativo questo, con pendenze che superano il 10% in questo frangente. Vedete la difficoltà della ragazza in casacca tricolore in questo frangente, che viene raggiunta da un altro atleta che la salta via. Ovviamente ricordiamo che al termine della prova ci saranno classifiche distinte a seconda della categoria e ovviamente anche del sesso. 4 km alla conclusione per l'atleta che vedete adesso inquadrato. Per il momento resiste il miglior tempo di Davide Lombardi della Lenzi Bike davanti a Matteo Nesti della Sansoni Team. Intanto tratto questo impegnativo della salita con questo atleta che vedete sta pedalando in maniera abbastanza decisa. Si alza adesso sui pedali per rilanciare l'andatura. Il dorsale di gara è il 35, Alladio, mentre l'atleta che abbiamo visto in precedenza era Scali della DRS Bike, che ha fatto segnare il secondo tempo ad appena 13 secondi dal miglior tempo di Davide Lombardi. Quindi iniziano anche ad avvicinarsi i vari corridori al tempo che ha fatto segnare Lombardi. Per il momento la classifica vede Lombardi in prima posizione, 20 minuti e 56 secondi davanti a Matteo Scali, 22 minuti e 09. Quindi non 13 secondi ma ben 2 minuti e 13 secondi il distacco di Scali. Terzo è Nesti a 22 e 55. Intanto si susseguono i vari passaggi con gli atleti che stanno portando a termine la prova. Il dorsale 39 è Rambelli, che fa segnare un bel tempo, 22,58. Buona la prova dell'atleta della Max Team, che fa segnare un buon tempo. Lo vedete inquadrato in queste immagini, come riesca a spingere in posizione composta da seduto, senza la necessità di alzarsi sui pedali, come invece fanno tanti suoi compagni. Sono stili diversi nell'affrontare la salita. Non c'è uno più efficace dell'altro, c'è soltanto la necessità di andare su più forte possibile. Rico Bartolozzi adesso inquadrato, buono anche il tempo dell'atleta della Baglini Central Chimica, 23,03 al termine della prova. Quindi comunque in zona primi 10 assoluti l'atleta della Baglini Central Chimica, inquadrato dalla nostra telecamera in moto nel tratto che state vedendo, con mani basse sul manubrio. Riesce a spingere molto bene anche lui seduto, non si alza spesso sui pedali, pedala in posizione composta senza dover ricorrere ad alzarsi sui pedali. E ormai mancano appena una decina di atleti alla conclusione della prova, quindi il tempo di Davide Lombardi si fa ogni volta più interessante. Atleta con il dorsale 38 Mariottini, il suo tempo però è abbastanza alto, lontano dai migliori.
Lo seguiamo comunque con la nostra telecamera in questo tratto in salita. Poi arrivano ancora altri atleti. Andiamo a vedere di chi si tratta. Vedremo se qualcuno sarà in grado di impensierire il tempo di Lombardi, che per il momento resiste in testa con 20 minuti e 56 secondi. Con il dorsale 42 Alessio Romanelli, Casa del Popolo Santa Maria. Però anche per lui il tempo è abbastanza alto sul traguardo. Niente da fare qui con il 45 invece Felice Rizzo, che sta andando su molto velocemente. 22:31 sarà il suo tempo, quindi riepiloghiamo il tutto. Davide Lombardi guida con 20 minuti e 56 secondi, la media 22:93. Seconda posizione per Matteo Scali della DRS Bike, 22 minuti e 09 alla media di 21:67. Terzo Felice Rizzo della Tricycle, 22 minuti e 31 secondi alla media di 21:32. E la classifica non cambierà più fin che non sarà transitato l'ultimo atleta. Questo sarà anche il podio assoluto, ma andiamo ad entrare nel merito dei vincitori delle varie categorie. Davide Lombardi vince nella categoria 1 e precede Scali e Rizzo. Nella categoria 3 invece la vittoria di Matteo Nesti della Sansoni Team. Nella categoria 2 il successo di Fabrizio Rambelli della Max Team con 22:58. Categoria 4 che ha visto la vittoria di Bruno Scotti, Tarducci Cerri è la formazione. Categoria A6 invece con il successo di Mauro Perfetti della Baglini Central Chimica. Categoria A5 la vittoria è andata ad Arnaldo Lepri della Ferrari Velobike, mentre tra le donne il successo è andato a Annalisa Frulli della Ramini davanti a Alina Casillo della Mountain Bike Cecina. Terzo posto per Elena Guerri della Cicli Puccinelli. Noi stiamo seguendo le ultime pedalate degli ultimi atleti. Qui siamo con il dorsale 51 Daniele Seghi della Grip Castella Fiorentino, che sta per ultimare la prova. Per lui, per dovere di cronaca, il tempo sarà 24:03, che gli varrà il quinto posto nella classifica parziale della categoria A1. Vi abbiamo quindi ricordato tutti i vincitori di giornata di questa cronoscalata Nievole-Avaglio, che ha visto il successo assoluto di Davide Lombardi della Lenzi Bike, 20 minuti 56 secondi e 98 centesimi davanti a Matteo Scali della DRS Bike con 22 minuti 09 secondi e 78 centesimi. Terzo posto assoluto per Felice Rizzo della Tricycle con 22 minuti 31 secondi e 78 centesimi. Tra le donne il miglior tempo di Annalisa Frulli, che ha impiegato 29 minuti 56 secondi e 29 centesimi. Si concludono i vari arrivi con la nostra telecronaca. Siamo ormai al termine di questa sintesi che vi abbiamo proposto con la cronoscalata Nievole Avaglio, organizzata dall'Associazione Culturale Paese di Avaglio in collaborazione con il ristorante Sonia e di Cicloamatori Buggiano. Non ci resta che dare la linea alle interviste del dopocorsa, non prima però di avervi ricordato ancora una volta il successo assoluto di Davide Lombardi della Lenzi Bike con il tempo di 20 minuti 56 secondi. Natalia Luciano, titolare del ristorante Sonia e principale organizzatore di questa cronoscalata. Soddisfatto credo anche quest'anno? Sì, diciamo di sì, anche se partecipanti insomma non erano poi tanti, ma con queste concomitanza di queste corse ce ne sono talmente tante, siamo più che contenti. Ecco, l'importante è che tutto si è svolto nel migliore dei modi, non è stato nessun imprevisto, quindi siamo contenti noi e gli atleti, dai. Con questa collaborazione con la Cicloamatori Borga Buggiano ormai è un matrimonio che dura da tanti anni. Sì, è da tanti anni che dura e sono veramente dei ragazzi in gamba, seri sotto tutti gli aspetti, da fargli veramente complimenti. Quest'anno si ricorda anche il quinto anniversario della morte di Franco Ballerini, il quinto memorial Franco Ballerini, un atleta che ha dato tanto per l'azzurro e che manca veramente. Veramente ci manca davvero, con Franco qui era di casa e purtroppo è già il quinto anno, sembra ieri che ci manca e si sente la mancanza veramente.
Per gli sportivi appuntamento sicuramente al 2015. Sicuramente al prossimo anno, al 2015, sperando sempre di fare meglio. E un ultimo, tanti amici ti hanno dato una mano per realizzare questa manifestazione. Credo che ci sia un ringraziamento da fare. Certamente un ringraziamento a tutti gli sponsor presenti e non presenti, il gruppo sportivo dei ciclamatori Buggiani, l'autorità, tutti quanti. Salvestrini Mirko, presidente dei ciclamatori Borga Buggiano, una manifestazione organizzata con puntiglio e sono mancati qualche atleta al via, però direi riuscita. Sì, la manifestazione è riuscita come ormai è nostra abitudine, cerchiamo di organizzarla il meglio possibile. Purtroppo la concomitanza di tante cronoscalate in questo periodo, che è chiaramente il periodo più opportuno per farle, ci ha privato di un certo numero di atleti, però comunque la partecipazione è stata qualitativamente buona, quindi non ci lamentiamo più di tanto. Tanti ragazzi con la maglia rossa abbiamo visto sul circuito, sono tutti appartenenti al gruppo sportivo. Sì, sono tutti soci della dirigenza del gruppo sportivo, che quindi ci danno una mano al montaggio, all'organizzazione e tutto quello che consegue l'iter della regolarità durante la gara. La vostra collaborazione con Luciano qui a Vaglio credo che sia ormai un matrimonio assestato nel tempo. Sì, diciamo che è nata un po' per caso, c'era già l'amicizia precedentemente, poi abbiamo deciso comunque di dare una mano a lui ce la dà a noi, quindi in tutte e due, con la collaborazione anche dell'associazione di Avaglio, cerchiamo di organizzarla al meglio possibile, anche se i momenti potrebbero essere un pochino più proficui, però comunque gli sponsor ci appoggiano continuamente. Jacopo Baldi, consigliere del Comune di Mardiana, una manifestazione che si svolge nel vostro comune ormai da tantissimi anni, credo che richiami un buon numero di persone. Sì, no, infatti è un'iniziativa importante almeno per poter attirare un po' di persone in queste piccole località che ci sono sul territorio. Noi come comune cerchiamo di incentivarle, però l'importanza è l'impegno che ci mettono le persone che vivono in queste località e quindi noi sosteniamo come Luciano e quindi tutti gli organizzatori di questa manifestazione importante che ricorda anche Ballerini, uno sportivo, un grande campione, purtroppo è venuto a mancare. E quindi come amministrazione noi sosteniamo queste manifestazioni. Bertocci Luigi, presidente dell'Associazione Culturale Paese di Avaglio. Anche quest'anno siamo arrivati ad Avaglio con questa cronoscalata organizzata dall'amico Natali. Credo che sia riuscita in pieno. Sì, è riuscita in pieno, vedendo anche l'afflusso di gente che è venuta, poi ci sono stati anche una cinquantina di iscritti, insomma siamo contenti, via. Poi quanto riguarda anche per il resto della nostra associazione facciamo anche ripristino, abbiamo fatto il ripristino di vari sentieri collegati con diversi paesi e siamo contenti, via, di tutto ciò. Altri lavori che avete in programma per i prossimi anni, diciamo così, come associazione? Il lavoro che abbiamo in programma ora ci sarebbe praticamente il monumento ai caduti, ora è in fase di progetto e in accettazione praticamente. Bene, allora noi vi auguriamo un buon lavoro sperando che il Comune vi sia vicino e vi dia una mano anche per la realizzazione di quest'opera. Sì, speriamo, io le ringrazio, bene. When everybody's stealing by dawn.